Germana nacque nel 1570 a Frusens, un piccolo abitato vicino a Tolosa. La sua famiglia era di modesta condizione e fin dalla nascita Germana portava su di sé il segno di una deformazione congenita al braccio destro. Era una bambina gracile, di costituzione fragile. La sua vita non fu affatto facile. Da piccola si ammalò di scrofolosi, una malattia che le deturpò il viso per sempre. Inoltre, rimase orfana di madre poco dopo la nascita. Suo padre si risposò con una donna che non si curò mai di lei. Essendo considerata troppo debole per studiare o avere speranze di matrimonio, Germana fu mandata a pascolare le pecore. Dormiva con gli animali nell'ovile, senza lamentarsi mai. Nonostante tutte le difficoltà, Germana trovò conforto nella fede. Iniziò a frequentare la chiesa del paese, diventando molto devota. Ogni giorno andava a messa e recitava il rosario. Alcuni abitanti del villaggio la deridevano, chiamandola bigotta, ma lei non se ne curava. Germana parlava spesso con i suoi compagni pastori e con altri bambini poveri del villaggio. Condivideva con loro gli insegnamenti che riceveva al catechismo. Spesso portava loro del pane, che riusciva a ottenere con sacrificio. Un giorno d'inverno, mentre Germana si accingeva a portare il pane ai poveri, i suoi genitori adottivi la scoprirono e la rimproverarono. Quando le fecero aprire il grembiule, al posto del pane trovarono dei fiori. Quel gesto fu visto come un segno divino, ma per Germana era solo un altro modo per dimostrare la sua fede e generosità. La vita di Germana fu breve e piena di sofferenze. Morì sola, a soli 30 anni, nella stalla dove dormiva, il 15 giugno 1601. Nonostante la sua breve esistenza e le difficoltà che affrontò, la sua fede incrollabile e la sua bontà d'animo la resero una figura amata e rispettata. Dopo la sua morte si raccontano numerosi miracoli avvenuti per sua intercessione. La sua storia di umiltà e devozione ha ispirato molti e Germana è stata proclamata santa da Papa Pio IX. Oggi la storia di Germana continua a vivere nei cuori di chi crede nella forza della fede e della compassione. Anche se la sua vita fu segnata da difficoltà e sofferenze, Germana rimase sempre forte nel suo spirito, trovando gioia nel servire gli altri e nella sua fede incrollabile. La sua storia ci ricorda che anche nelle circostanze più avverse la bontà e la fede possono risplendere e fare miracoli. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.